Celebrato lunedì 27 gennaio all'interno della Sala Comunale di Sora il Giorno della Memoria, per ricordare una delle pagine più tragiche della storia contemporanea. L'amministrazione, in collaborazione con l'associazione Il Faro Onlus, il liceo scientifico Leonardo da Vinci e l'associazione Cinema Avvenire, ha promosso un incontro di riflessione emotiva e profonda sul valore della memoria come necessità di progresso morale e civile. Ad aprire la cerimonia il primo cittadino Roberto De Donatis. A seguire il toccante intervento di Raffaele Pace, assessore ai servizi sociali e presidente della Commissione Disabilità della Comunità Ebraica di Roma. L'importanza del giorno della memoria è quello sempre di avere presente l'orrore e la tragedia di una delle più grandi sciagure dell'umanità. Una sciagura che però ci ricorda anche il dovere civico, ma anche il dovere di rappresentare l'orrore e anche la risposta a quell'orrore con un impegno civico costante nel tener presenti, soprattutto per le generazioni future, che l'essere umano è capace di compiere anche i gesti più scellerati. Quindi la consapevolezza che fa parte comunque dell'umanità, anche la parte più cattiva, più in grado di generare dei mostri, deve essere un monito per noi e per le generazioni future. Ricordare è la nostra mission proprio perché la memoria deve essere da monito perché non accada più quello che è accaduto e soprattutto le ragioni che hanno portato appunto alla Shoah, che per la sua natura è unica nella storia. Non è possibile assimilarla ad altre tragedie della storia, ad altre cose accadute nella storia, proprio perché per la prima volta si era pensata all'eliminazione di un popolo. Quindi per questo noi ci teniamo tanto a ricordare, soprattutto per omaggiare appunto la memoria di chi non è più tornato. Solo qualche giorno fa a Mondovì, in provincia di Cuneo, la porta della casa del figlio di una donna sopravvissuta all'Olocausto è stata imbrattata con una stella di David e la scritta "Qui ci sono ebrei". Un triste fatto di cronaca che testimonia ancor di più la necessità di ricordare e trasmettere ai giovani l'importanza di condannare ogni forma di discriminazione. Sono qui oggi, 27 gennaio, a ricordare il significato di questa giornata e a ricordare tutte le persone che durante il fascismo, durante il nazismo, durante la guerra, furono, solo per il fatto di essere ebree, furono trasportate nei campi di sterminio, nei campi di concentramento e di sterminio, che erano due cose diverse, e la cui vita fu distrutta, bambini, donne, uomini, anziani, malati. L'importanza del ricordo è sotto gli occhi di tutti. In ricordo della manifestazione, il sindaco ha donato all'assessore Pace una medaglia di bronzo raffigurante la città di Sora.